quindi andrò molto rapido e veloce, anche perché l'intervento di Andrea è stato molto esaustivo e poi abbiamo anche da ascoltare altre persone che, insomma, per le quali siete anche qui oggi. Innanzitutto li ringrazio voi per essere qua, ringrazio tutti quegli amici parlamentari che sono già stati ricordati prima e non solo, tutti gli altri amici che hanno creduto a questa proposta e che hanno collaborato per la giornata di oggi, per la redazione dei documenti, per l'avvio di questo lavoro che vogliamo fare insieme al Partito Democratico. E ringrazio i nostri ospiti, qui da noi si direbbe romani, che non è un bel aggettivo dalle nostre parti. Ieri sera sentivo il presidente della provincia in una trasmissione a modo di Vicenza, c'era anche lui e definiva e attaccava, lui leghista, il governo romano. Ho detto, guarda, che non è che il governo è romano, il governo è nazionale, ne fai parte anche tu con 3 ministri. Quindi da queste parti il romano non porta bene, ma noi siamo felici che i romani vengano in Veneto, che qualcuno tra l'altro ho scoperto che all'interno ci sono i maroni più buoni del mondo. Quindi, allora siamo contenti che siate qui e che questa sia la seconda iniziativa, parlavo prima con Walter Vetroni, di presentazione sui territori prima di fare la presentazione l'11 dicembre a Roma. In questo hanno accolto le indicazioni che venivano anche dal territorio, da noi parlamentari, devono diventare protagonisti i territori e deve diventare anche protagonista questo Veneto, non perché prima il Veneto voglia dire che noi siamo meglio di qualcun altro, ma prima il Veneto perché noi pensiamo che il Veneto possa dare una mano a se stesso e al Paese per fare qualche passo in avanti in una situazione, qualcuno l'ha già detto, che è drammatica. È drammatica non perché dobbiamo prendere paura e non avere speranza, se la politica non dà speranza è già sconfitta, dobbiamo dare speranza, dobbiamo essere possibilmente anche meno tristi quando andiamo in televisione, con i nostri rappresentanti del partito, perché alla gente se tu dici siamo in un tunnel e vedi tutto buio, no, loro vogliono anche vedere la luce da qualche parte e tu gliela devi dare, devi essere ieri sera qui noi combattiamo in una situazione in cui questi signori se la cantano e se la suonano, fanno una opposizione al governo romano qui e poi riscuotono quando scendono a Roma le candidature sui territori. Probabilmente la candidatura dei Giochi Olimpici di Roma è stata discussa quando si è discussa la candidatura alla presidenza del Veneto. Ecco, noi non possiamo più permettere che il Veneto venga preso in giro, perché se il Veneto viene preso in giro e non viene governato all'altezza dei problemi che ha questa regione, che sta al centro della nuova Europa, noi siamo periferia forse dell'impero romano, come ha detto qualcuno, ma siamo al centro della nuova Europa, cioè quell'Europa che guarda anche all'est, all'apertura dell'est. E quindi i problemi di questo territorio, una regione che fino a qua ha potuto competere con le più ricche regioni d'Europa e del mondo, ecco, quando pone dei temi, sono dei temi che hanno caratura nazionale. Il tema vero è che la classe dirigente politica del Veneto non è capace di tradurre in un disegno politico nazionale del Paese i temi del Veneto per dare soluzione ai temi del Veneto e quindi anche ai temi del Paese, portare il suo contributo. Si sta sfilacciando questo Paese. Chi vive in questo territorio, no, come me ieri sera in una TV aperta a un pubblico presente, di brava gente, di ceti popolari che si sono ripuliti casa, che chiedono solo il furgone per tornare a lavorare. Questa gente qui che ti dice io lavoro e basta, chiedo solo di lavorare. Le tasse come vengono spese? Perché quando tocca a me il problema e la disgrazia io non ho una risposta? E allora tu puoi dirgli, e io gliel'ho detto, la mia conversazione col ministro Tramonti dell'altra sera, a margine della Commissione Bilancio, ci siamo fermati e siamo andati a parlare con lui di questo tema. Allora, il presidente Zaia ci ha scritto a noi parlamentari che ci sono 121 comuni interessati dall'evento e 3.000 sfollati. Danni prima stimati in 100 milioni di euro, poi 500 milioni di euro, poi è arrivato anche al miliardo, non lo so forse se sarà un esagerato. Però qui ci sono dei problemi che la politica intanto non ha saputo governare prima e poi qual è la risposta che è arrivata adesso. Questi 2 punti per focalizzare e poi quello che dovrebbe essere il nostro compito. Friuli, c'è qui il capogruppo a Regione. Ieri sera in questa trasmissione, quell'area, quel bacino idrografico, Livenza, Meduna, Gorgo Monticano, eccetera, sono fiumi che partono dal Friuli e arrivano poi, versano da noi. Per cui c'è un problema, messo benissimo ieri sera, di incapacità di 2 regioni di affrontare un problema di gestione di questo bacino idrografico. E stiamo parlando di 2 regioni del centro dell'Europa, governate peraltro anche da forze omogenee dal punto di vista politico,
Si è verificata un'alluvione nel 66, si è parlato che si doveva fare una diga da qualche parte, Ravellis mi pare, sono partiti i lavori nell'86, forse vanno ad ultimarsi adesso, altre opere la Regione Veneto ha un piano del consorzio Sinistra Piave, ma non ci ha messo gli 80 milioni per fare le opere e poi la gente si trova in questa condizione. Ora è chiaro che gli dobbiamo dire ai cittadini veneti, ogni tanto arriva il momento di dare la pagella. Cioè, quando governa un comune, un sindaco, io nel mio caso, se faccio una pista ciclabile o non la faccio, non danno la colpa all'opposizione. Chiaro? Bene, così quando si governa una regione devi dare la pagella prima di tutto a chi governa e così pure un governo nazionale devi dare la pagella prima di tutto a chi ha la maggioranza, ai parlamentari della maggioranza, ai membri dell'esecutivo del governo nazionale. Ora, io mi arrovello e dico, perché noi non riusciamo, in questo Veneto non si riesce a dare la pagella? Perché non c'è competizione politica? Nel mercato economico, se tu puoi scegliere, se c'è concorrenza, inneschi una competizione positiva, tutti si devono dare da fare per cercare di piazzare il loro prodotto. Così pure in politica, perché in Veneto non danno la pagella? Sarà solo perché i veneti non arrivano a capire? Sarà solo perché i veneti non sono abbastanza intelligenti? O sarà perché l'offerta politica non arriva in modo tale da pensare loro che c'è un'alternativa possibile? Questo è un tema e lo metto al centro di oggi e dei nostri interlocutori. Io ho trovato, ho incontrato leghisti, non iscritti, ma elettori, che sono venuti ad ascoltare, quando è venuto a Treviso Walter Veltroni, ad annunciare la proposta innovativa per vincere le sfide della modernità nel mondo globalizzato del Partito Democratico. E sono venuti ad ascoltare, neanche manco invitati. Perché? Perché non hanno poi votato per noi, ma forse comincia, mi hanno detto, a esserci, forse mi viene data questa volta un'alternativa. Forse nel mercato elettorale posso dare la pagella, finalmente, perché c'è qualcun altro che culturalmente, prima ancora che politicamente, rappresenta questo territorio, quello che adesso ha detto prima delle partite IVA, di questa gente che si tira sulle maniche, che vuole solo lavorare. Noi dobbiamo farlo capire questo cambiamento culturale del Partito Democratico, perché non c'è programma che tenga se non facciamo questo passaggio culturale di rappresentanza di questo territorio, nell'interesse del Paese, questo sì, in questo ci dobbiamo differenziare dalla politica. Allora, questo è il nodo che noi dobbiamo sciogliere come Movimento Democratico, questo cambiamento culturale che consenta agli elettori del Veneto di dare finalmente la pagella.